Io passerei al dunque che... Passerei al dunque, che è la prima che l'abbiamo lasciata ho il piacere, ultima. la fortuna e l'onore di farvi ascoltare e di aver portato... sto parlando benissimo, Sì, eh? sì. Mi sto emozionando stasera. La mitica Federica Camba. Vai, ciao! Che noi conosciamo già perché Fede, tu eri già stata qua in FNAC da noi a presentare, infatti ci dicevamo prima, non ci ricordavamo più che mese, non ti è venuto in mente? No, perché abbiamo pensato, freddo. l'album è uscito a gennaio, saremmo stati qua a febbraio, marzo, più o meno. Però Federica... Tutte donne ci sono. Vero? Che Sì. Potete, uomini, potete alzare la mano un attimo? Sono i papà, i mariti, gli zii. Pochi ma buoni, ma diciamo così. Comunque Federica, tu sei qua... Sì. Perché? Oltre che... Mi lascio solo? Perché sono Nel senso, qua? infatti, Guarda, per rompere me le lo domando scatole, anch'io. per rompere le scatole a Luca, non lo so, come mai non sei Come stata mai sei invitata? Ma sono qua perché un giorno a Verona, Che periodo era più o meno? che periodo era? Maggio? I Wind Awards, più o meno maggio? Così, visto che voi fate suggerimenti, maggio. Incontro per caso, come dice, dietro le quinte lui e un po' ci siamo un po' Mi siete folgorati artificamente, artisticamente, esatto. Ci siamo scambiati i numeri e da lì è nata una canzone C'è il che compagno. insomma, Mi raccomando. Vorrei tornare in piedi a casa. magari senza un occhio nero. E quindi è nato a sud di New York. Sì, lui proprio è nato a sud. Io sono al sud, un po' più a sud, diciamo che era Ecco, Ma molto più a sud. molto più a sud. New York. voglio capire come proprio siete riusciti a lavorare insieme, perché le collaborazioni Ma possono ancora sembrare così semplici a volte, in realtà non è così facile, che due artisti poi avete anche delle personalità molto diverse tra voi, no? Personalità artistiche e anche vocali proprio. Come siete riusciti a coniugare le due cose? Perché ci siamo riusciti, no? Ma io ve lo sto ancora domandando. Non lo sappiamo ancora. No, guarda, è venuto tutto così, sempre artisticamente, un innamoramento, una scintilla che Sì, un nasce feeling. da quello che... Sì, esatto, un feeling. Artistico. Ci tiene, Punto. lui approva, quindi va bene. Sta sudando freddo secondo me. E comunque siete riusciti a scriverla agilmente, facilmente. Allora, lui aveva uno spunto preso da una canzone che comunque faceva parte del Sì, film. sì. Del quale parleremo dopo. Quando poi no? ci siamo sentiti mi ha detto, ma ci ha detto, io ho questa canzone, questa idea di canzone, cosa ne pensate? E noi da lì abbiamo e da lì abbiamo iniziato a lavorarci su, perciò è nata poi. Ecco, io vorrei capire come è venuta questa canzone. Quindi io direi, gliela facciamo cantare? Sì! È la cosa migliore. Grazie. La canteranno lei e lui. Non c'è problema, il risultato non sarà il medesimo, ma Ma anche no? Oppure no? oppure no. Ehi. Oh oh Oh. oh oh. E con questo si vede che abbiamo dei figli di solito. È incredibile perché se tu adesso è arrivato il Papa se tu gli chiedi di battere le mani, loro sono tutte così e non ce la possono fare, devono fare dopo questa cosa qua. Proviamo allora. Proviamo. Ah, vedi, lei lancia la macchinetta e la chiacchiera. Incredibile. Vedi quello dietro che fa la prenda un po'? Dietro pieno di ladri e chiappano le... Sì, qua si porta, ci stanno. Ho visto prima uno che stava dietro l'angolo. La canzone è finita e con questo vi salutiamo. Grazie. Grazie a tutti. Una valigia piena
piena di un sogno, la sola cosa di cui hai bisogno. Via paura, cerca il tuo mondo, vola su in aria, poi vai più intorno. È come un fiume cerca il suo mare, io sto cercando